Nel 1987 il sociologo del lavoro Domenico De Masi, che è ancora sulla breccia, mi propose, quando io ero presidente di una fiera del mobile per ufficio, quando c'erano ancora i mobili per ufficio che non avevano bisogno delle tastiere, di fare un convegno sul lavoro a casa, sul lavoro da remoto. Io feci questo convegno e il pubblico si divise in due schiere, alcuni che sogghignavano dicendo ma che balle sono queste, lavorare da remoto, e altri invece che capirono che un giorno o l'altro si poteva lavorare in questo modo, appunto da casa. E da allora si è fatta una serie di passi in avanti e quindi si è arrivati, grazie alla digitalizzazione, grazie al fatto che appunto l'informatica ci sta invadendo, grazie al fatto, attenzione, sto dicendo una cosa che non è mia, è del politologo Karthappan indiano, che la geografia ormai non esiste più perché è stata sostituita dalla connectografia. Dunque, grazie al fatto che ci si può connettere da lontano, oggi è possibile non soltanto dialogare, ma costruire progetti, dare alla innovazione una modalità diversa di quanto non fosse prima. Ecco, questo è qualcosa che rimarrà e direi non compenserà, mi faccia essere per un momento sensibile, le vittime, i tanti amici, anche miei, che sono morti a causa di questa pandemia, ma di tutto quello che avrà lasciato come conseguenza della privazione che in questo momento noi abbiamo degli strumenti di comunicazione e di altro a cui eravamo abituati, nasceranno delle modalità nuove di coesistenza, di rapporti sociali, di modo di essere con gli altri. E possibilmente, vediamo un po' se ci riusciamo, ci vorremmo più bene. Se posso concludere con una citazione molto colta, quando Albert Camus ebbe il premio Nobel per la letteratura, iniziò uno dei suoi discorsi all'Università di Uppsala dicendo: c'era una volta un eremita indiano che tutte le mattine faceva la stessa preghiera alla sua divinità: ti prego, non mi far nascere in una epoca interessante. Ebbene, noi in questo momento stiamo vivendo un'epoca interessante e spaventosa e terribile. Mica per caso ci siamo comportati male con la nostra divinità, con Dio, con la natura. Ci siamo voluti bene fra uomini meno di quanto potevamo, e tutte queste mancanze, queste carenze, queste offese alla parte alta del significato dell'umanità non sono forse alla base della punizione che in questo momento stiamo avendo? Non lo dico io, lo dice Camus in maniera un po' diversa. Quando lo incontro, fra non molto, glielo domando: Albert, sei d'accordo che io abbia dato questa interpretazione? Punto.